di meno, amici belli. Uno non può fare un attimo di ritardo. 10 minuti di ritardo. Ci stiamo 1-0. Che è successo? Ditemelo voi. Abbassa la voce che è notte. Che è successo? La Moresca? Perché stanno tutti fermi? Che è successo? Comunque avevo indovinato la formazione, 11 su 11 perché io poi l'ho scritto nel commento. Dopo 2 minuti che l'avevo, mi sono scordato Dem, lo metto e quindi ho vinto. Riesco a capire sta cosa di non riprendere quello che sta succedendo. Ma anche Tu devi dare la possibilità di farmi capire cosa sta succedendo. ma capì? Io per esempio per il momento vedo che Mertens è corso sotto la curva per calmare gli animi e che Lucuniglio del capitano dello Spezia sta vicino all'arbitro senza fa niente. Vedi, allora Mauro c'ha ragione, cioè io devo capire, sì, i bambini, perché uno deve imitare, ma che è successo? Che io poi mi sono svegliato e... Tafferuggi? Il fatto che non facciano vedere quello che sta accadendo per me è gravissimo, è censura. Vedi? Censura, cioè sì. La pensano tutti così, pure Andox ha detto così. Io non lo so. Che gol che ha fatto Politano. Ma io dovevo rimanere a dormire. Perché io poi ieri mi sono ho fatto le ore piccole. Perché a lavorare. Bella palla! Proprio culo, maronna. Celischi! Meraviglioso. Ah, non si esulta nemmeno, amichevole. È un amichevole. Ah, sorride. Ragazzi, che si fa? Palla di Elmas bellissima. Ci arriva Politano, il controcross, Gulam quasi e Zielinski. Elmas la brioscina. Eccolo. Sì, 3-0. Oh. Metagnone, l'assist. Verde, ma sei pazzo? Che tiri da centrocampo? Sentite, io posso avere un like perché lo so che questa partita non gliene frega niente a nessuno. Io mi sono svegliato, messo la sveglia alle 6:15. Sono tornato a casa alle 4. Gli amici abbonati lo sanno. Vorrei, non dico assai, un 500 like si possono avere. Napoli in vantaggio. Dai. Diego Dem e tira. Dem! Guarda come... Ecco, vedi poi come si vogliono bene. Perché il gol inutile, guarda come invece rispetto al gol di Zielinski, come l'hanno abbracciato come un pazzo. Io poi ci tengo assai a Dem perché non scherziamo. Bravo anche Petagnone con l'assist. Meret, la parata di Meret. No, è importante la migliore difesa. Ah, beh. Anche perché poi Verde è tale e quale a Fabio dei Jagal e quindi calma. Vedete se non è uguale. Mamma mia, ancora Meret. Qua dormita dormita. Vi annuncio che Bobotta ha sbagliato un passaggio. Capita anche questo. Politano col test. Eccolo qua, il gol lo dovevamo pigliare. Ma è fuori gioco. Attenzione. È spinto a 2 mani Gulam, un po' di rispetto. Ma Gulam ti rapporto da calcio da... infatti, ma no, che sei cadi da solo. No, Agudelo, è scivolato, meno male. Da solo, non si lancia il pallone, senti, Manai, Manà, se aiuta in frame, Manà. Cioè, se quello poi quell'altro fa la simulazione che non c'era nessun gomito che è morto a te. Non ti arrabbiare. Bah, io non credo che mi darete like, però vediamo un pochino di buon cuore. Ragazzi, io sono innamorato di Dem. Proprio di Mertens, ve l'ho detto. L'errore di Koulibaly. Juan Jesus pulito. Proprio fallo di Manai. E lui poi cade a terra e fa finta di farsi vabbè. Lobotka ha perso palla. C'è sensazione di vacanza. Ma è normale. Se Spalletti adesso mettesse un po' di giocatori freschi che tengono voglia, perché si vede che c'è un po' di vacanza mentale. Signori, è entrato Mertens, guardiamoci questa partita. C'è stato un po' di spettacolo. Insigne Mertens col tiro di Osimhen bloccato, però poi contropiede. Manai.
Quasi. Marfella! Entra Marfella! No, Manamanai, no! Bravo Zanoli! Ecco, qua pure Marfella! Bravo! Dai Osi! È abbracciato però! Bella palla di Anghissà, Mertens! Gulam! Beh, un bel cross, il cross di Gulam. Ma no, Mertens che l'ha fatto! Il buco! A traversa! Bello il cambio di gioco di Osi! Vai Insigne! Il tiretto a giro! Il tiro a giretto! E non c'è recupero perché chi se ne frega, signori miei, signore mie, 0-3, la difesa importante, poi dopo ne parliamo live, vediamo se il Milan, perché il Sassuolo, giustamente, però si giocano, il Sassuolo, bell'attacco, un golletto, potrebbero anche farlo da New York, Valerio Fluido è tutto, traversa di Manai, ma Marfella non ha preso gol. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.